basta, però non esageriamo, baciami ancora, però fino a un certo punto. La canzone nuova di Giovanotti che è stata disco hit qui su RSC Radio Studio Centrale, tra l'altro con la sonora dell'omonimo film tra poco al cinema di Gabriele Muccino. Abbiamo qualcuno in linea, buongiorno, con chi parliamo? Anzi, con chi parlo? Ma che sorpresa! Castiglia, pronto? No, ascolti, è passato tanto tempo, ma lei ancora non ha le idee molto chiare. Non sono il signor Castiglia. Ma che è la radio? Sì, è Radio Studio Centrale. Io sono Fabio, buongiorno. Si ricorda di me? Che è Fabio? Fabio. Vabbè, insomma. Signor Fabio! Buongiorno. Abbastanza. Sì, infatti, sì. Avete ripreso a lavorare a grande regime, a pieno regime. No, casa, ma ci sono andati. Ho capito, però voglio dire. Vabbè. Come pare io? Vabbè. Comunque ci volevo fare una domanda, il signor Castiglia non c'è? Il signor Castiglia in questo momento è in pausa, ci sono io comunque, può tranquillamente, serenamente non capito mai. Può riferire a me, comunque stia tranquillo, non ci sono problemi. Sì, può parlare tranquillamente, può parlare con me, dica. Purtroppo stiamo cercando a Filippo Terremoto, ha scappato. Come è scappato? A Casata non troviamo più. Ma in che senso è scappato, scusi? Perché dice che ci sono i fantasmi nella sta casa. Ma in che senso, scusi? Allora, perché io stavo una schicchia, io cominciavo a correre, salutavo, vuol dire magari la cancellata. Passa, narido. Ma non ci posso credere. No, vero? No, dice che ci sono i fantasmi. No, dico, ci credo che è scappato, non posso credere che ci siano i fantasmi, però. Posso fare un appello? Faccia l'appello, faccia. Filippo! Sì. Sotto tu sta ascoltando la radio? Sì. Sotto tu sta ascoltando la radio? Sì. A raccogli do candere. Non ti preoccupare, non ci sono i fantasmi. Ma senta, ma non potete... Era Ozzoiano che cascava da cucina. Mamma mia. Ozzoiano era tutto bianco. Mamma mia. Io Caruso ci vengono l'attarista, salutavo dall'aria. Siete dei pasticcioni, con tutto il rispetto, siete dei pasticcioni. Comunque i travagli qua procedono. Sì. Siamo avanti, siamo chiusi avanti. Bene, a che livello siete? Sempre da siamo. Certo. Perché siamo avanti. Esatto. Comunque sotto tu sta ascoltando, Filippo, a raccoglio do candele che ti stiamo aspettando. Va benissimo, va bene. Ma non per travagliare, per mangiare. Ecco, vedo che voi ne mangiate tanto di lavoro. Ma soprattutto mangiamo, avevamo la riglia. Ora ne facciamo magari a stufa. Bene. Vediamo bello bottaccio chilo d'olio. Sì. Avete presente chilo di petrolio? Certo, come no. Bello, io ci ho messo ma a braccia e taglienza. Sì. Cazzeffe, parusteri e per quareare. Double fast. Bello, numero uno. Bellissimo. Bene, allora io la saluto. Facciamo fare l'appello? Sì, facciamo per l'ennesima volta questo appello per Filippo Terremoto. Vada. Filippo, sotto tu sta ascoltando la radio. Sì. A raccogliere perché era Ozzoiano che cascava da cucina. Non era un fantasma. Ecco, puoi stare tranquillo, Filippo Terremoto. Filippo, ecco. Mi stai ascoltando? Sotto tu stai ascoltando la radio. Ecco. A raccogliere perché era Ozzoiano. Lo senti? Avanti. Che fa? Un saluto. La saluto. Arrivederci. Buona giornata e buon lavoro. Buon lavoro, insomma, per modo di dire, buon lavoro. Mia grazie, a lei che ci riusciamo a fare Ozzoiano. Chi so io che non travaglia alla radio. Vabbè. Grazie per il rispetto che porta per me e per il mio lavoro. Grazie signor Fabio. Buona giornata, signor grazie. Fabio. Sì, mi dica. Ma nostre feste ha mangiato? Beh, sì, ha abbastanza. toppato? Sì, devo dire. Scacciate che bastate? Sì, devo dire è andata abbastanza bene quest'anno. E allora ora posso chiamare signor Fabio con B? Che sarà Chiocchino. Allora, guardi, mi chiami come vuole, però sappia che il mio nome si scrive con una B. Lei mi chiami anche Fabio, però il mio nome si scrive con una B. Fabio. Grazie. La saluto. E io sto chiamare che siamo sciamoniti Fabio. Sì, esatto. Una B. No, vabbè. A me non mi convince. No, guardi che è vero. Posso fare l'appello? Sì, rifaccio. Sì. Sotto tu sta ascoltando la radio, a raccogliete. Esatto. Era Ozzoiano che cascava da cucina. Non era il fantasma. No. Lo senti? Va bene. La saluto, buongiorno. Arrivederci, Buongiorno. grazie.